La benedizione del vescovo. Ecco i dipendenti della Lovato Gas che, accompagnati dal sindaco di Vicenza, escono dal palazzo episcopale dove hanno incontrato Monsignor Beniamino Pizziol con il loro carico di speranze, di paure, di progetti per il futuro. Un futuro a tinte fosche perché l'azienda, nonostante l'attivo in bilancio, vuole delocalizzare e 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma il vescovo non li ha dimenticati e gli ha consegnato questa lettera pastorale che verrà diffusa in tutte le parrocchie in 15.000 copie. Il vescovo dice come non pensare alle lavoratrici e ai lavoratori che davanti al pericolo concreto di una delocalizzazione del loro lavoro da settimane stanno lottando per difendere un posto in cui si sono identificati e spesi per anni. E già, come si sa, nella vita ogni tanto non fa male guardare avanti con fiducia ed è proprio con questo incoraggiamento che il vescovo ha salutato i lavoratori della Lovato che anche in questi giorni, negli incontri con l'azienda, sono sempre stati affiancati dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto. E gli incontri proseguono e proseguiranno, anche ieri eravamo in Regione e quindi finché ci saranno questi incontri noi speriamo di ottenere dei risultati. Il Vescovo ha ribadito che ci deve essere l'impegno di tutti, ognuno ovviamente per la propria parte, per fare in modo che le scelte che vengano fatte diano una risposta anche alla giusta esigenza dei lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro. Sa come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, esattamente, sì, questa è la sintesi perfetta.